qui con i Radicanto, avete appena effettuato il vostro soundcheck. Come primissima impressione, che impressione avete avuto di questa manifestazione? Beh, innanzitutto la cordialità estrema, e poi vabbè, non c'è niente da dire sulla professionalità proprio, non metto bocca perché è a livelli molto molto alti, quindi è bellissimo questo coniugare il calore umano con la professionalità e la tecnicità proprio della gestione dell'evento, quindi siamo contentissimi. Ma avete già partecipato qui a Musicultura? Allora, no, in qualità di autori no, noi siamo stati ospiti di una band di Teresa De Sio 2 anni fa, in qualità di musicisti e abbiamo partecipato alla serata finale perché Teresa era ospite speciale, Teresa e Rais, quindi con loro sì, però in qualità di autori no, è la prima volta. La vostra formazione, che genere fate principalmente? Guarda, ovviamente con la difficoltà di trovare la definizione che è di base, perché mi azzardo a dire che insomma facciamo un pop ovviamente italiano, ma di sapore quasi indie, cioè, quindi che strizza l'occhio un po' a sonorità come per esempio certo uso dell'elettronica che vengono da oltremanica, però siamo nella corrente della tradizione, cioè della cantautorato italiano diciamo attuale, quindi molto contaminato da altre sonorità, non solo quelle acustiche. Avete già pubblicato vari CD? Sì, come Radicanto sì, 5 dischi e adesso siamo ad un giro di volta perché abbiamo cambiato la formazione, siamo un trio di base e quindi partiamo, insomma Musicultura vede questa uscita nuova di Radicanto che prelude sicuramente ad un disco futuro prossimo. Grazie e in bocca al lupo.